Allora, siamo qui con Padre Ardu e con immenso piacere vogliamo fare qualche domanda inerente a questo piccolo libro ma molto importante, perché dà degli spunti riflessivi di origine, diciamo, divina e cosmica sul piano umano e divina sul piano di Dio. Quindi la domanda che io voglio fare per primo è questa, usando il titolo del suo libro, La stella di Natale, quale stella? Questa è la prima domanda. Allora, io mi sono chiesto ormai da decenni che cosa poteva essere questa stella e secondo me non poteva essere una stella reale, e la convinzione di quello che pensavo si poggia soprattutto su questo particolare scritto nel Vangelo di San Matteo, il quale racconta dei magi che arrivano dall'Oriente verso in cerca di Gesù, il re dei Giudei, il re di Israele, e i magi, guidati dalla stella, arrivano a Gerusalemme. La cosa che già mi ha meravigliato è che questa stella scompare quando i magi arrivano a Gerusalemme. Perché arrivano a Gerusalemme e si fermano a Gerusalemme? Perché lì c'è il re dei Giudei che si chiama Erode e loro pensano che Erode possa indicare il luogo visto che la stella è scomparsa. E invece Erode è turbato dal fatto che sia nato un nuovo re. Ho letto che lui ha già ucciso 3 figli per paura che gli tolgano il regno. Adesso che ha saputo che è nato il nuovo re di Israele, C'è un'altra concorrenza. è subito e chiede ai magi: da quando avete visto la stella? Perché se loro gli dicono da quando, lui può già cominciare a pensare quanto tempo ha questo re che è appena nato. Non ci dà per la risposta diretta, però la risposta la possiamo pensare dal fatto che Erode uccide i bambini da 2 anni in giù, pensando di uccidere anche il cosiddetto Messia, questo bambino. Invece lo uccide perché un angelo appare nel sogno a Giuseppe e dice: porta il bambino in Egitto. E Gesù resta in Egitto finché muore Erode, e poi l'angelo ancora ridice a Giuseppe: è morto Erode, puoi tornare in Giudea. Allora, una domanda che mi metto è: chi ha parlato ai magi? Qualcuno deve aver detto: seguite questa stella e vi porteremo dove? Ma per me non può essere un uomo che ha parlato,
seguite questa stella, un uomo terrestre. insomma. E deve essere qualcuno che addirittura guida la stella. Comunque i magi, una cosa molto complessa, quindi forse sto dicendo troppe cose, i magi escono da Gerusalemme, la stella riappare e li conduce a Betlemme e si posa sulla casa dove si trova Gesù bambino. Ovviamente quella casa non è più la grotta dove Gesù è nato, perché Gesù dovrebbe avere, se Erode uccide i bambini da 2 anni, immagini ti hanno detto presso poco che ha almeno 1 anno e mezzo. Quindi è già passato tempo dalla sua nascita. Quindi certamente la famiglia, Giuseppe, Maria e Gesù sono andati in una casa a Betlemme a vivere. Il giorno non hanno trovato casa perché c'era cessamento, invece una volta che la gente parte c'è qualche casa nuova. E il fatto che la stella si posi sulla casa per me è non può essere una stella comune, assurdo. non può essere una stella comune. Una stella non può poggiarsi su una casa. Invece, secondo me, è una luce chiamata stella perché ha camminato in alto. Anche per la sua luce comunque, no? È camminato poi in alto, quindi sembrava una stella, chiamata stella perché camminava in alto. Ma questa luce dove si posava? Dove si trovava? Una luce che cammina piano piano, come camminano i magi, a piedi o sul cammello, che magari ha camminato per 1 anno e mezzo circa. Oppure stazionava anche come punto. Stazionava quando quelli si fermavano, poteva. Stazionava. Quindi. Allora, secondo me era in realtà una luce che camminava in alto, ma dove si trovava questa luce che camminava? Chi guidava questa luce? Secondo me la guidava una macchina che camminava in alto e non poteva essere una macchina umana, terrestre. Aereo celeste, diciamo. Era una macchina che veniva chissà da dove, da un altro mondo, ed era quindi guidata da esseri extraterrestri. Questa è la mia soluzione. E su cui si può fare anche un po' di teologia. Certamente esistono, oltre i terrestri, altri esseri che noi normalmente chiamiamo angeli. Ma la parola angelo non dice la natura dell'essere, ma La funzione. vuol dire messaggero. Quindi mi sembra abbastanza normale che Dio abbia chiamato persone che lo amano, che gli obbediscono, abbia chiamato, perché ci sono anche esseri diabolici contro Dio, che non obbediscono a Dio, che fanno la guerra a Dio. Invece esseri che obbediscono a Dio li ha chiamati, riportate i magi fino a Gesù bambino. Ora, uno dei concetti per me molto importanti è che tutto quello che riguarda Gesù è soprannaturale. Una delle prove, la notte di Natale appare ai pastori un angelo. E questo è soprannaturale. Un angelo è mandato da Dio, non è un fatto naturale. È mandato da Dio, perché la stella cometa sarebbe un fatto naturale, no? Sì. Però di quello se voi ne parliamo dopo. Ma quasi finito. Allora, e poi è detto anche nella Bibbia sempre, nel Vangelo, che appena che appare questo angelo, appare un esercito celeste
che dice gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Chi è questo esercito celeste? Gesù Cristo è nato, si è fatto creatura, nascendo uomo, ma è il re dell'universo. Quindi come i pastori, quelli che non contavano niente nel popolo, allora sono invitati ad andare ad adorare Gesù, certamente esseri del mondo, dell'universo, che hanno la capacità di venire, che hanno macchine che li possono condurre fino a Betlemme, sono scesi per adorare Dio e sono felici di questo fino a dire gloria a Dio e pace in terra agli uomini. Posso fare una domanda adesso? Entriamo un po' sul personale in questo caso. Da quando lei ha iniziato ad avere questo sospetto? Da cosa è nato questo sospetto di voler uscire un po' dall'iconografia classica del concetto di stella cometa, tutto quello che poi consegue? Allora, certamente da più di 30 anni nel libretto io ho messo le foto di presepio, sono presepista, ero anche dell'associazione dei presepisti italiani, e nella copertina c'è un mio presepio e feci una specie di stella, che non è stella, perché non credevo alla stella, e l'ho fatta invece con un assemblamento di UFO, per dire, simboleggiare un po' quell'esercito celeste, no? Quindi ma tutto quello che io dico qui lo dico senza aver fatto studi, perché mi piace pensare, ma purtroppo non sono uno specialista. Sempre tutto quello che dico da riflessioni che ho fatto sulla Bibbia. Nel libro ci ho messo anche altre cose dove è chiarissimo che ci sono degli esseri che hanno anche forma simile all'uomo e che non possono essere Dio. Ma servizio comunque. Vi dico questo perché è molto importante per me. Ci sono 3 personaggi che fanno una visita ad Abramo e Abramo li invita a pranzo. Comunque dopo che mangiano, 2 di questi vanno a Sodoma, perché questi 3 sono venuti per distruggere Sodoma, che è una città terribile, i famosi sodomiti, quello che sta avvenendo nuovamente oggi, maschio con maschio, femmina con femmina, devono distruggere Sodoma. Però a Sodoma ci sta Lot, che è il nipote di Abramo, e questi 2 vanno per liberare Abramo in modo che non muoia con la distruzione di Sodoma e Gomorra. Per salvarli, certo. Quando arrivano a Sodoma e i sodomiti li vedono, li vogliono possedere sessualmente. Perché erano belli. Erano belli, erano simili a uomini, evidente, non erano solo figure, non erano delle luci. Vendi i loro costumi, sì. Quindi volevano. Lot dice no, sono i miei ospiti, rispettate i miei ospiti, vi do i miei figli se ne volete. E loro invece li vogliono possedere, e questi 2 personaggi riescono a difendersi con delle luci, li abbagliano. Nella traduzione di una vecchia Bibbia che non mi ritrovo più, diceva luci che gli escono dalle mani, quindi qualche oggetto avevano, oppure qualcosa di loro, di specifico loro, però certamente erano simili agli uomini, quindi avevano anche, non erano solo spiriti, ma avevano anche un fisico, e riescono quindi a liberarsene, eccetera, e poi escono con Abramo, con Lot, eccetera.
questo per me non è Dio, non è la Trinità che si presenta nella Bibbia. Perché mi sembra che il nome di questi esseri è il Signore, Dio e il Dio. Venivano Allora, parlati il capo è chiamato Yahweh, ma tutti quelli che sono inviati da Dio sono chiamati Yahweh, perché non è il Dio diretto, perché Dio è invisibile, quindi Yahweh è invisibile, si è reso visibile solo in Gesù Cristo Dio. E Gesù stesso ha detto che vede me, vede il Padre, ma Dio è invisibile, quindi non poteva essere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, questi tre. diviso in tre, diciamo. Per me è stato il ridicolo, questo è il ridicolo veramente. Che... Potevano essere i nomi comunque magari un po' trasformati nel tempo, nomi di missione, diciamo, perché i nomi in effetti anche degli angeli che noi conosciamo sono nomi di missione, sì. Cioè quel nome ha questa caratteristica, ha un senso. senso. Falle, lei ha conosciuto il nostro microfono, cioè non c'è più tra di noi, Padre Madao. Sì. È una coincidenza? O anche Padre Madao l'ha spinta a rivedere un po' questa storia della stella di Natale, l'esperienza del Questo non lo so che ho sentito dire anche da lui che proprio qui nell'orto di Tristano gli sono apparsi extraterrestri che lo volevano portare via e lui ha resistito perché doveva farsi tratte. Nell'intervista che ascolta, lui parla che ha incontrato gli Elohim in Africa. Anche in Africa. Infatti lui proprio in quell'intervista lancia un avvertimento: attenti a invocare gli Elohim. Non so che valenza abbia questo avvertimento, sappiamo che gli Elohim sono di natura non terrestre, che hanno dei poteri psichici, mentali, che possono essere buoni o possono essere dall'altra sponda. Allora la risposta è questa, per quello che so io. Elohim è anche il nome di Dio, però Dio è l'Altissimo e la parola Elohim vuol dire essere che viene dall'alto. Quindi anche, e lo scrivo anche nel libretto, secondo me la tentazione ai nostri progenitori Adamo ed Eva non è fatta dal serpente, è solo detto dal serpente per dire che il serpente avvelena e loro sono stati avvelenati spiritualmente, però in realtà chi è venuto a tentarli sono Elohim, tanto è vero che loro dicono: se voi disobbedite a Dio e obbedite a noi, diventerete come Elohim, come noi, invece di essere terrestri, riuscirete a venire là. È una cosa che mi... Siccome stiamo parlando di Padre Madao, no? Padre Madao, le stavo dicendo, perché glielo voglio dire, Padre sembra che comunque è stato preso. Sembra? Padre Madao, da quello che dice, fa capire che è stato preso, però non si ricorda. Lui non si ricorda, tant'è vero che parla nell'intervista che non lo so se poi lui ha fatto una seduta di ipnosi per ricordarsi, perché lui ha dei voti di memoria. Io ricordo bene di questo particolare che ho già detto, che hanno tentato di prenderlo e lui ha resistito, non è voluto salire in quella macchina
perché doveva farsi frate. Però si è trovato in quella macchina. Sì, sì. Si è trovato. Ha Sì, resistito, però ha si è resistito, trovato. sì. Lui è stato certamente contattato. Tant'è vero che lui dice, è una donna che mi parlava, con questa voce un po' metallica, un po'... Lui, essendo religioso, è educato in una maniera particolare, cioè, il religioso non è quando va in un convento, c'ha la cognizione degli extraterrestri, di esseri che possono veramente rapire altri esseri per controllarli, non so. Sentite qualcuno parlare di cui magari un giorno ne parliamo di persone senza... Ecco, però vorremmo vedere questo. Però la cosa bella, che a me mi fa molto piacere, è vedere che qui a Oristano, a questo convento, diciamo, dei francescani, legato al nostro amatissimo Francesco d'Assisi, si manifestino fisicamente, intellettualmente, in questo caso come è successo a lei, e queste impressioni, queste ispirazioni, chiamiamole così, pensa che veramente il cielo ci stia iniziando a dire cose nuove con parole nuove? Ma io da questa esperienza posso dire Non è questo. il solo, già lo sa che non è il solo che parla di queste Sì, cose, sì, che accenna anche al nostro, Io non sono al nostro specialista. Santo Padre, lo stesso. Cioè, a me mi sta sempre più venendo questo concetto che l'uomo deve aprirsi all'universo. Sta avvenendo, grazie a Dio, che l'uomo e i terrestri stanno andando verso il cielo cosiddetto, no? Stanno andando verso, sono arrivati alla Luna, stanno andando verso Marte. Ho letto che addirittura sarebbero gli extraterrestri che hanno insegnato la tecnica per fare questi viaggi. Non so se sia vero, comunque l'ho letto questo e non mi meraviglierei. Però al di là di questo, l'uomo non può fermarsi soltanto intellettualmente alle cose di casa, alle cose che lo circondano. Scusate se dico questo particolare, io sono 47 anni circa che lavoro per le missioni. Non conosco le persone a cui arrivo quel po' di beneficenza che devo procurare per loro, però già mi sento di mondi che non ho conosciuto, mondi terrestri. E mi sembra normale che l'uomo deve sentirsi aperto anche verso l'universo, verso il mondo. Poi, se non so, pazienza, però questo desiderio di andare oltre, penso che dovrebbe essere nell'animo di ciascun uomo. Aiuta comunque la comprensione, almeno dal punto di vista cattolico, religioso, Ma poi cristiano, quando sappiamo che Gesù è il re dell'universo, conoscenza di Dio, diciamo. poi prima o poi, certamente quando andiamo nell'altra vita conosceremo tutto, però il desiderio di conoscere, di andare verso l'altro, oggi Papa Giovanni dice che la Chiesa deve essere aperta. Anche questo è un segno di apertura, non solo verso il terrestre. Soprattutto questa ma anche Chiesa, la Chiesa del nostro Tempio, diciamo, che deve essere aperta, perché Gesù, giustamente, quando si riferiva al suo corpo come Tempio, voleva dire che l'uomo deve rendere sacro il proprio Tempio, che è il nostro corpo. Nel corpo c'è la scintilla divina, quindi questo sta dicendo lei giustamente, questo aprirsi. Ma poi c'è questo piccolo particolare che secondo me è interessante. Se gli angeli mandati da Dio vengono sulla terra, perché l'uomo non dovrebbe essere aperto a... Quando sarà pronto. Sì, ma dico, La tecnologia che che abbiamo... ci sia il desiderio di... Certo, ci deve essere il desiderio di essere verso l'Altissimo, verso Dio, ma anche il desiderio di essere verso l'alto. Io non credo che Dio ci fa andare nello spazio con le bombe atomiche. Quello sicuro no. Sicuramente no. Quindi andrà, anche in questo caso, chi dovrà andare. Sì.
Purtroppo ci sono esseri extraterrestri che verrebbero a fare del male. Ma per adesso, Speriamo. per adesso sono i terrestri che si fanno del male da soli. Comunque certamente le cose sono complicate, però dal punto di vista spirituale La speranza, questo diciamo. sentire andare verso, conoscere, il desiderio di conoscere, secondo me dovrebbe essere normale. Certo, portare ad apprendere, a conoscere, a trasmettere, quindi conoscere più Dio, diciamo, entrare più nella dimensione, diciamo, di Dio, Per me che in questo verso la sua creazione, se se vogliamo. è vero quello che ho scritto nel libretto, che sono extraterrestri di cui Dio si è servito per aiutare gli uomini, è bello sentire, e poi loro ci hanno detto, questa massa, questo esercito celeste, faccia in terra gli uomini di buona volontà. È un messaggio per Dio che viene da fuori. Oh, io non posso non ascoltare quello che mi dice quello che viene dall'alto e quindi devo essere aperto a questa gioia dell'incontro con l'altro, come l'altro ha gioito dell'incontro con C'è lui. una cosa che lei nello scrivere questo libricino oscilla molto nel discorso della luce e la capisco, ma io la capisco e la condivido anche quando lei dice è una macchina, una luce divina. A me mi ha messo la domanda, perché queste cose sono molto importanti, io ho pensato che fosse l'una e l'altra. Macchina perché deve muoversi forse agli occhi degli uomini in un certo modo, deve apparire in un certo modo, come Gesù. Per apparire agli uomini come uomo doveva essere uomo. Quindi possiamo trovare l'analogia macchina, ma anche qualcosa di superiore alla macchina. Ho detto già, Questo lì oscilla, infatti questo pezzo. certamente quel fatto è soprannaturale. Sovrannaturale. Soprannaturale non vuol dire che è Dio, ma che Dio agisce attraverso queste cose agiscono per obbedienza a Dio, cioè io vivo la vita soprannaturale se vivo nell'obbedienza a Dio, non solo nell'obbedienza alla mia testa, al mio pensare, ma se agisco in obbedienza a Dio. Il soprannaturale è questo. Infatti lei chiude, così concludiamo anche l'intervista, lei chiude dicendo appunto, facendo questa analogia tra la luce, la stella, chiamiamola così, e la figura di Gesù. Come vi ho detto prima, corpo e spirito, luce. Gesù Macchina e luce, al centro Gesù, intorno al centro il messaggio che viene poi dato ai Re Magi, la parte diciamo più fisica, più materiale ai nostri occhi, perché oltre non possiamo vedere per il momento, e quindi questo concretizza il simbolismo proprio del cielo e della terra, come lei ha voluto definire in chiusura questa semplice e umile opera, chiamiamola così, la riflessione, perché veramente ho trovato una bella semplicità, una semplicità proprio alla Francesco. Infatti stavo venuto il pensiero prima di Francesco. Francesco, in quel cantico delle creature, chiama fratello e sorella ogni creatura. Tutto, anche l'amore. Fratello sole, sorella luna, Le stelle. certamente le stelle, certamente lui nel dire fratello e sorella, tutto questo anche dell'universo, in qualche modo ci sta invitando a sentirci di questa parte di questa famiglia immensa, anche se non la conosciamo. Perché Dio è nelle sue creazioni.
Dio è lì, è lì che lo dobbiamo scoprire, rispettare, perché rispettando le creature dalle più microscopiche a quelle macrocosmiche possiamo vivere in sintonia con tutto l'universo e quindi stare bene anche noi. Se non rispettiamo questo è chiaro che saremo sempre in tormento. E sentirsi parte della famiglia dell'universo, anche se non la conosco, è una gioia. Se io sapessi che avessi altri fratelli che non conosco, sarei felice. Conoscerli. Sarei felice, già felice anche se non li conosco e sono di livello ancora. Quindi per chiudere abbiamo ancora stelle e comete in giro in questo paese. Abbiamo ancora delle stelle e comete tra parentesi. Sì. No, sicuramente. Io credo molto che ci sia questo già si è iniziato questo rapporto degli extraterrestri che vengono sulla Terra e dei terrestri che stanno cercando di andare verso Sollevarsi per andare là. Per cui nelle scritture sappiamo il ritorno del Cristo, e quello sarà la fine dei tempi. che lui tornerà Alla fine dei tempi conosceremo tutta la verità. Quindi io la ringrazio e mi auguro che abbia altre riflessioni, come abbiamo parlato prima, su altri argomenti Vediamo. profondi. La ringrazio. Grazie a voi.